Uno dei prodotti più ricercati è da sempre la casa singola su un unico piano. A questo aggiungo di nuova costruzione e in classe energetica A4. Ci troviamo a Legnaro e oggi vi proponiamo in vendita 3 ville singole di nuova costruzione disposte appunto su un unico piano e quasi ultimate. Iniziamo! Qui abbiamo il nostro cancello carraio indipendente, vi faccio vedere questa per comodità semplicemente perché per le altre stanno facendo dei lavori per cui appunto qua siamo un po' più tranquilli, ma non cambia assolutamente nulla a livello spazi interni. Quello che cambia è la dimensione dei giardini, difatti questa sarebbe quella che ha meno giardino e siamo comunque a 540 metri quadri di scoperto tolta già la metratura della casa e del garage. La successiva siamo a 560 metri quadri di giardino e poi avanti così fino a 660 metri. Qua siamo davanti e quindi abbiamo intanto il garage, quindi se arrivate appunto con la macchina la potete benissimo parcheggiare all'interno e dopo ci entriamo e vediamo anche un po' di impiantistica. La chicca di questa casa secondo me che è il portico e sono ben 20 metri quadri, tra l'altro vi faccio subito notare la travatura a vista, travi bianchi. Poi qui all'esterno abbiamo anche la predisposizione, verrà installata la ventilazione meccanica controllata e poi lì abbiamo il cancelletto pedonale, quindi carraio e pedonale tutto indipendente. Il giardino fa i 4 lati della casa. Se vediamo questo lato qui abbiamo anche il portoncino blindato, questo è l'ingresso principale nell'abitazione e poi marciapiede tutto in porfido. E vedremo le finestre, questa ad esempio è la finestra del bagno, questa è la porta finestra della camera matrimoniale che dopo vediamo, è già tutto recintato ovunque. Allora lato est e qua sulla parte retrostante siamo a 5 metri di distanza dal confine, questa è un'altra cameretta di medie dimensioni, camera più piccola e poi torniamo sulla parte davanti. Qui vi spiego un'altra cosa, verrà installata una pergola con la tenda motorizzata che unirà le due porzioni, quindi in sostanza qui siamo a 3 metri di distanza tra la casa e il confine, 3 metri dall'altra parte, questa pergola avrà 6 metri e comunque sarà appunto motorizzata per cui la potete chiudere e aprire. Se volete mangiare fuori potete sfruttare quindi o il portico vicino alla zona giorno oppure la pergotenda motorizzata. Potete anche benissimo parcheggiare 2 o 3 macchine qui all'esterno. Andiamo dentro. Vi faccio entrare dalla porta finestra scorrevole, anche se ripeto non è questo l'ingresso principale, ma si accede dal portoncino blindato che è subito lì a fianco. Qui come notate abbiamo una bella zona giorno molto grande, soggiorno con angolo cottura tutto insieme di 50 metri quadri e con 3,80 metri di altezza nel punto più alto. Dopodiché scende e qui dove ci sarà appunto la cucina si arriva fino a 2,70 metri, quindi 2,70 all'altezza più bassa, 3,80 metri quella invece più alta. Qui è predisposta la cucina, come notiamo gli attacchi sono qui, per cui una bella cucina si può anche farla tranquillamente lineare oppure a L. Qui ci sta benissimo tavole e sedie e poi qua invece hanno predisposto presa TV e internet, per cui il salottino è pensato in questa posizione. Bocchetta per la ventilazione meccanica controllata qui. I serramenti non sono in PVC questa volta ma sono in legno triplo vetro, questa è ovviamente scorrevole. Portoncino blindato e lì verrà installato il videocitofono. Per quanto riguarda il riscaldamento è a pavimento e la pavimentazione di tutta la casa è stata fatta in grès finto legno, quindi abbiamo questo colore marroncino ovunque. Per quanto concerne invece il condizionamento funziona con i fan coil e verranno installati sia qui che nel reparto della zona notte Daikin, quindi per cui 2 split. Porta scorrevole che non vi occupa spazio, ovviamente ancora da installare. E qui passiamo alla zona notte e ai bagni. Parto subito con il primo bagno, finestrato con piatto doccia, adesso è coperto ma ve lo faccio comunque vedere, manca da installare quindi il box doccia, bidet, water e lavandino dalla parte opposta. Le camere sono 3 in tutto, questa è la matrimoniale che quindi ha porta finestra che accede all'esterno e siamo sul lato est della casa per cui il sole la mattina. E anche qui bello alto,
avete comunque uno spazio abbastanza grande e sono quasi 16 metri quadri. Camera di medie dimensioni, qui siamo a 12 e rotti come metri quadri, per cui una bella camera doppia, sempre con porta finestra che accede all'esterno. E infine, ultima camera, la più piccola, misura comunque 11 metri quadri, per cui per un bambino è sicuramente comoda. Per finire, vi faccio notare la predisposizione per l'aria condizionata che verrà installata. Questo è un bagno purtroppo non finestrato, ma comunque abbiamo sempre piatto doccia qui, water bidet dietro di me e lavandino dall'altra parte. Mentre comunicante con l'abitazione tramite porta Ray c'è anche il garage, e all'interno del garage troviamo anche l'attacco per la lavatrice e verrà installata l'impiantistica, quindi la pompa di calore. Questa è una casa che funziona appunto in pompa di calore, quindi sia il riscaldamento che l'acqua calda sanitaria, e non c'è il gas, quindi anche per cucinare si usa l'induzione. Poi qui in garage viene installato anche il quadro elettrico. Per quanto riguarda il fotovoltaico è già installato e ci sono 8,8 kW, e qui dove abbiamo l'apertura per il garage verrà installato un basculante sezionale e motorizzato. Riassumendo, ci troviamo a Legnaro, vi proponiamo in vendita 3 ville singole di nuova costruzione in fase di ultimazione. Siamo in classe energetica A4, per cui riscaldamento a pavimento, fotovoltaico, ventilazione meccanica controllata e aria condizionata già installata. Per quanto riguarda il prezzo, varia tra 400.000 euro o 410.000 euro più IVA in base alla dimensione del giardino. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito web oppure passare a trovarci in agenzia.